suoi discorsi e ci sono politici che preferiscono abbandonare il passato magari per avere una verginità politica. Io ho pensato questo per Gianni Sartor quando ho letto che si candidava a sindaco di Zoppola con i grillini. Lascio a lei, dottor Liberti. Sartor, cosa succede? Ha messo via la fede autonomista? Niente di tutto ciò, perché io appartengo a un movimento anche se piccolo e quindi sono interessato a qualsiasi istanza e qualsiasi novità che si propone in provincia, quindi mi sono trovato ad andare 2 volte alle riunioni appunto di questi qui, anche per capire sinceramente. E se dovessi candidarmi ipoteticamente, ma non succederà, come sindaco di Zoppola, mai dire sinceramente così, mai dire così. Ma vabbè, io non ho bisogno né di grilli né di cavallette nella maglietta, perché basta raccogliere 80 firme e fare una lista ed il gioco è fatto. Quindi sì, questa notizia è destinata da ogni fondamento. Io ho fatto sempre le cose, non ho mai fatto riunioni carbonare, tranquillamente mi sono recato a capire, per cercare di capire. Devo dire che certe cose sono anche condivisibili, quindi niente di che, insomma. Quindi è stata solo una volontà di capire cosa succedeva, non una volontà di schierarsi. Ma come vado in tanti altri posti che non siano i partiti tradizionali, ecco, o presunti tali, quindi. Poi per Zoppola, secondo me, si può trovare un candidato 35enne, 40enne, perché io mi ritengo già vecchio per fare il sindaco del mio comune, e l'importante è che non sia manovrato dai figli dei soliti segretari di partito, come abbiamo visto ce ne sono 2 e io non metto la mano sul fuoco, giovani. Ancora una battuta sul Presidente della Repubblica, perché guardavo su Facebook alcuni suoi post, diceva di listare a lutto le bandiere dei tricolori a causa appunto dei morti che... Ma certo, ma io listerei a lutto i tricolori. Ma anche l'altro aspetto relativo agli studenti che diceva di lasciarli a casa. Certo, perché nelle scuole che saranno interessate alla visita del Capo dello Stato, secondo me è una protesta civile, come civile Pordenone e tutta la provincia, dovrebbe essere quella di dire vabbè, lasciamo i bambini a casa, quelli che hanno ricevuto il tricolore lo espongano con il stato a lutto per ricordare i suicidi di imprenditori e di operai, perché la crisi colpisce tutti, le aziende chiudono e sembra che nessuno dica quasi niente o che sia normale una situazione del genere. Io non dico che sia colpa di Napolitano, però insomma a un certo punto non mi pare che abbiamo un governo eletto rappresentato dal popolo, non che fosse meglio il primo, per l'amor di Dio, però io ritengo che avremmo dovuto andare alle elezioni subito. Grazie quindi a Gianni Sartor. Allora,